Con Alessandro Bisiol, direttore sportivo del San Donà, qui in casa San Donà al Davanzo per i primi passi da muovere della squadra che è dietro noi. Sì, si riparte, oggi è il primo giorno di scuola, squadra nuova, molto nuova, abbiamo rinnovato tanto, dopo quasi 5 anni insomma era il momento sì, di qualche cambiamento, ma non per un fatto proprio puramente tecnico, più che altro c'era anche da ringiovanire e quindi abbiamo fatto queste scelte quest'anno. Chiaro che ci vorrà un po' di pazienza, ma insomma. Il mister ha detto basta parlare del passato, voglio subito vederli giocare, voglio rendermi conto subito con chi ho a che fare. Chiaro, ma siamo sulla stessa lunghezza d'onda perché c'è curiosità anche da parte mia. I ragazzi li conosco, però sai, metterli assieme in un gruppo è un'altra cosa, quindi diciamo che dopo il periodo difficile prestagionale adesso dai, arriva il momento tra virgolette più bello insomma, della stagione, perché quello dove inizi a vedere i ragazzi che si allenano e capisci anche questo gruppo dove può arrivare. Ecco. L'altro anno è stata un'annata splendida. Sì, anche l'anno prima è stata un'annata splendida. Sai, ci manca sempre quel pizzico per arrivare in fondo, però insomma anche arrivare lì dobbiamo dare atto insomma, ai ragazzi, allo staff, alla società che non è da tutti, con un investimento tra virgolette sostenibile, io dico sempre sostenibile perché noi abbiamo anche una società che ci tiene e quindi è stato un buonissimo risultato. Ecco. Parlando con gli allenatori delle altre squadre, siete nella pletora insomma, di quelle che puntano alla vittoria finale? Ma no, quest'anno so che tu sei superstizioso. Non ci imponiamo nessun obiettivo, sai che io parto sempre per salvarmi, per mantenere la categoria, ma è un obiettivo che ci poniamo, ecco. Quello è il primo obiettivo, poi tutto quello che viene. È chiaro che bisogna anche capire che la squadra è nuova, quindi ci vorrà un po' di pazienza, non possiamo pretendere di partire subito a razzo. Ecco. Un in bocca al lupo per una stagione che ci auguriamo, come direi, possa essere simile a quella dello scorso, forse meglio. Speriamo meglio. Grazie a voi, grazie.